Lavori in corso la prossima settimana in alcune scuole dell'obbligo della città di Favara. Con i fondi di compensazione ANAS 550.000 euro destinati dall'amministrazione comunale si potranno realizzare nuove aule negli istituti Guarino e Falcone Borsellino e la sistemazione nelle stesse scuole delle aree esterne. Prevista anche l'installazione di nuove pompe di calore nella scuola di Via Sant'Angelo, l'adeguamento dell'impianto elettrico nell'istituto di Via Agrigento ed altri interventi nel plesso Domenico Savio. Soddisfazioni esprimono in merito il presidente del Consiglio Comunale di Favara Leonardo Pitruzzella ed il presidente della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione Giuseppe Nobile. Esprimiamo viva soddisfazione, dichiarano in una nota i due, nei confronti del sindaco, dell'assessore Biancucci e dell'intera amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti delle scuole della nostra città. Non appena insediata, continuano Pitruzzella e Nobile, la Giunta Manganella ha rimodulato i fondi ANAS della precedente legislatura, aumentando gli interventi alle scuole, concludono, da 50.000 a 550.000 euro. L'inizio previsto dei lavori è per la prossima settimana.